Ciao tesorina, come stai? Ciao. Siamo a Senis, Sì, siamo a Senis, Bidda e Vedra. a Bidda e Vedra, città di pietra. Questa è una struttura, un masso roccioso con scanalature e coppelle, molto interessante. Pare qualcuno dice possa essere la rappresentazione della volta celeste. In pratica abbiamo queste due scanalature concentriche qua, vedete, questa è quella centrale, più centrale, e poi abbiamo delle coppelle che sembrano essere disposte a formare delle costellazioni. Quindi l'Orsa Maggiore e l'Orsa Minore, la costellazione Cepheus E il dragone. sì. E poi più in fondo vi facciamo anche vedere un'altra cosa molto bella. Allora, Guardiamo le bene coppelle, esatto. le Allora, coppelle. così Allora, capiamo anche come sono vicine a quella che sembrerebbe la volta celeste. Quindi allora una, una, poi abbiamo questa, piccolina qua, questa, un po' defilata rispetto poi alla abbiamo volta celeste. questa. Quella, aspetta, riprendo anche questa così si Riprendi capisce anche quella meglio. più grande, Che potrebbe essere, dicevi, secondo me la stella polare. la stella polare. Ok, Quindi una, due, poi questa, e poi ne abbiamo ancora qua, 4, questa, anzi 5. poi abbiamo questa. Ce n'è una qui vicino alla cacca che non si capisce però, che sembra non piena. so se sia Questa però naturale. no, Questa è sicuramente una questa coppella sì, molto anche profonda. grande. Poi guarda, ce n'è un'altra qua. Un'altra a fianco. Sì, Iris, ti vedi, sposti? Iris? Vabbè. Poi ce n'è un'altra qua. La cagnetta archeologa. Qua. Ok. Poi c'è questa qua che Questa, ha sì, forma questa ovviamente di è semicerchio. di fagiolo, sembra un fagiolo. Non lo so. E quella ha anche una canaletta per Sì. il deflusso dell'acqua. Poi Ok. qua Sembra che stiamo riprendendo infatti, gli escrementi sto passando. di vaca. Ormai tanto le scarpe completamente piene. Qua è un po' confusiva la questione perché c'è troppa acqua e, Certo, è appena piovuto. esatto. E quindi Comunque adesso andiamo verso la andiamo chicca. dove sono caduta a vedere questa meraviglia. Ecco qua. Questa è un'altra struttura particolare che non ho mai visto da altre parti. A forma triangolare. Non è neanche triangolare, guarda, perché Sì, che là è triangolo. dritta e poi qua si restringe. Come triangoli. No, scusa, questa è tipo rettangolo fin là e poi si restringe. Hai ragione. Cioè, Iris, mi piangiù. ci metto dentro come così sempre. vedete le dimensioni. Ok, bene. È pieno di funghetti. Sì. Poi ecco qua ho visto anche altre cose. Il pozzo ve l'ho già fatto vedere. Qua tipo scalini, è pieno di roba. Qua c'è un'altra cosa stranissima. Sì, Qua un'altra forma strana. Vediamo. sempre triangolare. Sì. O forse no, forse questa è rettangolare e poi sbocca là, però questo è rialzato. Qua c'è un gradino, come se fosse una cosa aggiunta che sbocca là. Oh, ci sono mille cose qua, sono... E poi qua ci sono delle vasche vere e proprie. Stiamo arrivando. Eccole lì. Si vedono bene da lontano. Poi questa è la parte a nord rispetto al nuraghe. al nuraghe. Nella parte a sud c'è altra tanta roba. Poi vediamo. Allora, qua la c'è canaletta è nettissima. una canaletta nettissima, qua c'è un'altra struttura particolare anche là. Purtroppo sono tutte piene d'acqua, però. E poi qua c'è questa. Ce n'erano due, una non la vedo più, una è questa e l'altra è qua. Questa. No, aspetta. No. Sta riprendendo a piovere, mi sa. Fa niente. Siamo eroici per i tuoi follower. Comunque è interessante. Allora faccio una panoramica. Faccio una panoramica. Allora parto da qui.
Ok. La forma simil triangolare, il pianale. Sì, che bello. È proprio pieno di mistero. Ma infatti ci sono degli studi. Sembra essere... Con pelle e lasciamo che ci vorrebbe il drone o comunque una foto aerea in maniera da vedere meglio come si relazionano le coppelle. Ok, salute.